Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato, veloce Banca Italia San a prendere l'iniziativa, mentre in seconda posizione sbaglia intanto Divine Matley, in seconda posizione dovrebbe Numero essere Aquila 5, della Notte. Coschivé, Sbaglia anche squalificato. Coschivé. E i cavalli che completano i primi 200 metri con Banca Italia San leader, 15,7 per i 200 iniziali. Ora Numero vediamo 10, Dudeville, davanti alle squalificato. tribune. In seconda posizione rimane Aquila della Notte, mentre in terza c'è Bilou Leo. Per corsie esterne cercano di farsi luce Today Winner Font e soprattutto Ciclone Petrel, che ha colto ottima partenza ed ora è già in seconda pariglia, coperto a distanza ravvicinata dalla battistrada Banca Italia San, che completa in 47 i primi 600 metri di gara. Banca Italia San, Aquila della Notte, Today Winner Font che agisce all'esterno, poi Ciclone Petrel sempre per corsie esterne. Intanto gli 800 se ne vanno in 1, 2, 3 e a questo punto muove in terza ruota Ciclone Petrel, anche perché Today Winner Font non riesce a seguire l'andatura e così scatta in terza ruota e si porta decisamente su Banca Italia San per sfilare in poco più di 100 metri. All'esterno cercano di farsi luce anche Astecca Dimare e Baby King dei Veltri, intanto in vantaggio Ciclone Petrel nei confronti di Banca Italia San. La terza posizione per Aquile della Notte, altre posizioni non variano per il momento, c'è la progressione, ci sembra, di Baby King dei Veltri. E intanto Ciclone Petrel arriva al paletto dei 400 conclusivi, sempre seguito da Banca Italia San, che si mantiene in seconda posizione. Aquila della Notte cerca di resistere in terza. E intanto completamento della curva conclusiva con l'errore improvviso di Ciclone Petrel. Banca Italia San si ritrova così davanti. L'errore improvviso di Ciclone Petrel, il solito scherzo che gioca qui a corsa praticamente vinta, e così Banca Italia San nel finale viene a concludere vincitrice. Il secondo posto è per il numero 8 di Biruleo, poi dovrebbero essere ancora in lizza Aquila della Notte e un altro concorrente. Andiamo a rivedere intanto 1,17,5 il ragguaglio conclusivo per Banca Italia San, che Roberto Vecchione porta al successo. L'errore di Ciclone Petrel gli apre la strada ai 200 finali. Improvviso l'errore di Ciclone Petrel quando sembrava tutto in mano. Secondo posto dunque per il numero 8 Biluleo, e poi finiscono praticamente vicini in 3, ma il numero 2 di Aquila della Notte dovrebbe aver controllato sì il numero 6 di Zero Gravity, mentre per il quinto dovrebbe essere il numero 14 Vaomar, che ha ragione di Axel Nib, numero 17. Questo l'arrivo naturalmente ancora in termini ufficiosi. Vedete l'arrivo ora che ci propone la regia, con il primo posto del non inquadrata Banca Italia San, che Roberto Vecchione porta a un primo piano per conto di Battista Congiu e del signor Paolo Morelli. Andiamo a rivedere le immagini finali. Banca Italia San che vince questa corsa tris quartet quintet, Roberto Vecchione in sediolo. Il secondo posto per il numero 8, poi 2, 6 e 14. Questo dovrebbe essere l'ordine d'arrivo ancora ufficioso. Aspettiamo quindi per la conferma. È tutto per questo convegno di corsa dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. L'appuntamento è per domenica prossima, 1 dicembre.